ridotta, quindi ormai abbiamo un paese praticamente diviso in tre. Certo. E terza e ultima notizia, dove ci porti e qual è la notizia? Partiamo dal dire che ci sono alcuni paesi che per una serie di fattori si sono mossi prima, altri fattori che poi verranno individuati dagli scienziati hanno avuto un impatto minore dell'epidemia di Covid a livello sanitario, l'hanno avuto a livello economico, quindi ora vogliono creare dei corridoi, degli interscambi fra di loro per poter ripartire. Fra questi paesi, in realtà sono 8, più in realtà la Nuova Zelanda è il nono, c'è la Grecia. La Grecia, io un paese che ho seguito spesso e che ero particolarmente preoccupato per la Grecia perché dopo 10 anni di tagli e di austerity la sua infrastruttura sanitaria era ridotta ai minimi termini. L'arrivo del Covid ha fatto paura a tanti, ma la Grecia si è mossa in fretta, si è mossa rapidamente, con tempismo, e quindi oggi conta un impatto del Covid assolutamente da record positivo, 1,4 vittime ogni 100.000 abitanti, consideriamo che in Italia siamo intorno alle 49, il Regno Unito 47, quindi oggi la Grecia spinge per una riapertura il 1° luglio del turismo. Ovviamente sta cercando di costruire un modello per una riapertura che sia riapertura sicura, solo turisti che non sono contagiosi, è un modello che ovviamente va costruito, che potrebbe anche diventare un punto di riferimento per il resto del paese, per il resto d'Europa, per i bacini anche per noi, no? Visto Esatto. che l'Italia è assolutamente nel mondo, ma in particolare in Europa, un'altra destinazione tra le preferite degli europei, insomma, quindi assolutamente noi dovremo pensare alla modalità riapertura estiva. In Grecia però è particolarmente importante perché la Grecia dopo la crisi economica dipende dal sistema turismo. Pensiamo che a gennaio 7 greci su 10 erano al di sotto della soglia di povertà o pericolosamente poco sopra la soglia di povertà. Questi dati sono peggiorati ulteriormente con la crisi Covid e quindi è un paese che davvero vuole investire tutto sul turismo e quindi sta provando a tenere insieme l'esigenza di non riaccendere e far ripartire l'epidemia, continuare a contenerla, ma allo stesso tempo cercare di far ripartire un settore che è cruciale per l'economia greca. Fondamentale. Certo. Nico Piro, io ti ringrazio, sei sempre preciso come al solito. Grazie. Chissà, magari ci ritroviamo e ci potremo riabbracciare molto presto negli studi di Saxa Rubra. Speriamo. Grazie per essere stato con noi. Grazie Nico Piro. Allora noi proseguiamo, invece lo facciamo con il minuto, diciamo, iconico del Kilimangiaro, che è il minuto composto dalle vostre foto.